Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Sopralluogo abbegato alle 3 nuove palazzine costruite al posto delle dighe. In poco più di 5 anni nel quartiere Diamante, che prima era il simbolo del degrado genovese, sono stati investiti oltre 35 milioni di euro per uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana a livello nazionale. Visita alle aree marine interessate dalla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova. La fase A sta procedendo secondo il cronoprogramma e sono stati posati 26 dei 73 cassoni previsti entro l'estate del 2027. Per la fase B è partita la produzione delle colonne di consolidamento. L'infrastruttura, che avrà una lunghezza di 6,3 km, permetterà l'ingresso e la manovra di navi portacontainer lunghe fino a 450 metri e delle grandi navi da crociera World Class. Sono 70 i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Liguria. Nel dettaglio 34 alla Questura di Genova, 13 alla Questura di Savona, 9 al Commissariato di Alassio, 7 alla Questura della Spezia e 7 alla Questura di Imperia. Un rafforzamento significativo per rendere ancora più efficace l'attività di prevenzione e controllo a tutela della sicurezza dei cittadini. Si è concluso il progetto Housing First, finanziato con 500.000 euro di risorse dal PNRR, che ha permesso di recuperare e rendere disponibili 7 alloggi tra Bordighera e Valle Crosi al Mare, destinati a persone in condizioni di estrema fragilità. È partita la campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria contro il drink speaking, il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona. Il progetto prevede la realizzazione di un video di sensibilizzazione dedicato ai giovani e di un webinar per le famiglie. Parallelamente ASL 3 e ASL 4 distribuiranno volantini e locandine in oltre 300 farmacie di Genova e provincia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.